Acchiappa l'idea! Oggi facciamo insieme un piccolo presepe classico. E quindi rieccoci qui, amici ed amiche, su Acchiappa l'idea dopo la nostra pausa estiva. Sono stato un po' indeciso su che progetto fare come primo progetto di questo settembre. Avevo varie idee di riprendere in mano la cera, di prendere in mano l'argilla, solo che per l'argilla non l'ho trovata, nel senso che ho messo un po' a posto, diciamo ho fatto finta, però prima di andare in ferie, quindi ho avuto qualche difficoltà a ricordarmi dove avevo sistemato le varie cose. Quindi l'argilla al momento è ancora dispersa. Come è disperso, se vedete, il mio grembiule, nel senso che verosimilmente l'avrò piegato e messo via da qualche parte, ma niente, al momento non so dov'è, lo cercheremo. Però non potevo esimermi da fare un nuovo video e quindi anche senza l'argilla facciamo un altro progetto e anche senza il grembiule lo facciamo lo stesso. Ma bando alle ciance, vediamo che progetto facciamo poi questa volta. C'ho queste statuine qui che avete già visto in qualche altro progetto, sono delle Landi Muraduzzo da 3,5 cm, statuine classiche, tutte uguali in uno stile che a me piace, diciamo che sembrano di finta terracotta anche se sono in realtà di plastica. Non sono le più economiche ma non costano neanche un'esagerazione. Comunque, con queste statuine da 3,5 cm ho già fatto qualche progetto e li trovate sul canale. Oggi ne faremo un altro. Come materiale principale utilizzeremo il cartone e utilizzerò solo materiale che ho già in casa, quindi sughero, pagliuzze, cose non particolarmente complicate, e le andremo a lavorare con vari strumenti. Uno di questi è l'amico cutter. L'amico cutter che anche lui avevo dato per disperso, in realtà ne ho tipo 5-6 di cutter, ma ovviamente quando servono non li si trova mai. Bando alle ciance, quindi vediamo la nostra scheda progetto. Grado di difficoltà 2 su 5, tempo necessario 3 su 5, solo perché è un pezzo completo, costo del progetto 1 su 5. Per fare l'illuminazione utilizzeremo questo filo di luci qui, che è un filo di luci a batteria bianco caldo che ho comprato mentre facevo il Cammino di Santiago nell'autunno dell'anno scorso. L'ho pagato 1 euro. Non potevo esimermi dal comprarlo, quindi ho comprato questo scatolino che va appunto a batterie e ha già le luci che andremo a inserire dentro al nostro presepe. Bene, a questo punto non mi resta che iniziare a costruirlo e noi ci vediamo alla fine del video con qualche commento sull'oggetto finito. Ciao! Per prima cosa partiamo da un pezzo di cartone che andiamo a tagliare della dimensione che ci interessa. Questo è circa 18 cm x 12, giù di lì. E iniziamo a posizionare quelle che possono essere poi le statuine del nostro presepe. Vedete, le sto un po' spostando a seconda di come mi interessa. E poi con una matita vado a prendere dei riferimenti di quelle che saranno le varie zone del presepe. Qui ci sarà una scala, una grotta e un arco con una specie di cupola. Dopo vediamo come farlo. Poi con altri pezzi di cartone andiamo a fare degli spessori e dei piani diversi un po' di tutta la struttura. Questi qui ci serviranno per sospendere quell'altro pezzo che vedete sulla destra. Questa invece è la scala, quindi dei piccoli rettangoli incollati con la colla a caldo, come vedete. Incolliamo quindi questi spessori, questi sostegni e poi dopo ci andiamo a fissare sopra quello che è il pezzo che abbiamo appena creato per appunto fare la parte di dietro e superiore del presepino. Poi fissiamo la scala e adesso sto realizzando quello che è l'arco che vi ho detto e invece ora ho preso degli stecchini da gelato, ho fatto delle piccole listellini e dopo che ne ho fatti circa una ventina li vado a incollare uno accanto all'altro come fare una specie di staccionata di parete e sarà la parete di fondo della nostra grotta. E ne metto anche qualcuno un po' in diagonale, verrà posizionata lì. Con questi piccoli pezzettini di cartone più sottile vado a fare i mattoni che comporranno il nostro arco e li vado a incollare con la colla a caldo.
lasciando una piccola fessura fra un mattone e l'altro, circa 1 millimetro giù di lì. Ora prendo un po' di Vinavil, un po' diluito e della carta igienica e andiamo a fare una specie di cartapesta per ricoprire le parti in cartone, soprattutto quelle dove si vedrebbero le fessure del cartone, ecco, e per rendere anche un po' tutto il cartone un pochino più irregolare. Quando il Vinavil ha asciugato possiamo prendere del sughero e iniziare a vedere se, come e quanto utilizzarlo per la nostra struttura, dove metterne. Questi sono pezzi un po' grandi e li andremo a tagliare. Prendiamo quindi dei pezzi di sughero, quelli che ci convincono di più. Vedete qua io uso un paio di mini trimmer a batteria, ma se non ce li avete va benissimo anche un cutter o un paio di forbici. Ora invece sto facendo la cupola, quindi prendo un rettangolo di cartone, ci faccio delle linguette, poi lo incollo alla base della cupola stessa, che è un semicerchio, e poi vado a piegare verso l'interno tutte quelle linguette che ho appena creato e le vado a incollare, come vedete, in modo da creare l'effetto cupola, e lì davanti ci andrà l'arco. Faccio una prima prova con le luci, ma dopo le installerò in maniera definitiva. A questo punto andiamo a dare un impasto che sembri pietra sia all'interno di questa grotta, sia qua sull'arco che abbiamo fatto da metterci davanti, sia qua sulla scalinata. Per fare l'impasto effetto pietra useremo acqua, cemento, un po' di sabbia, un po' di segatura e un po' di Vinavil, e poi del colore nero tipo per andare a inscurire un po'. Quindi abbiamo detto cemento, questa è sabbia, questa è segatura, questa è acqua, e li vado a miscelare. È venuto un po' troppo liquido, quindi un altro po' di cemento, un altro po' di sabbia, poi il Vinavil e un altro pochino di segatura. Deve avere la consistenza circa dello yogurt. Lo andiamo a spalmare così al naturale nella parte interna della cupola, e poi ci aggiungo un pochino di nero, anzi ne prendo una parte, e ad una parte aggiungo un pochino di nero per fare le parti più scure, quindi il basamento e l'arco. Contate che una volta che asciuga si schiarerà un pochino il colore in generale, in particolare se non abbiamo messo della tinta, perché il cemento tende a schiarire. Qua invece ho aggiunto un po' di verde, un pochino di giallino, in modo da fare delle zone che saranno poi un pochino effetto erba, quindi lì davanti e sopra dietro la grotta. Poi con del marrone vado a colorare quella che è la parete di fondo della capanna, che andrà messa appunto lì, e poi vado a fare con il giallino ocra e un pochino di marrone la parte lì davanti, il pavimento della capanna, che verrà poi ricoperto di paglia. Adesso, se è tutto asciugato, vado a pennello asciutto questa volta a colorare un po' le emergenze. Adesso uso prima il grigio e poi utilizzerò dei bianchi sporchi, dei color panna, quelli che vedete in alto a destra qua, esatto, quelli lì, per fare appunto l'effetto roccia e l'effetto pietra nelle nostre strutture. Direi che è giunto il momento di installare le lucette qua all'interno della struttura, quindi le andiamo a fissare in maniera semidefinitiva, sperando poi di non doverle più spostare, e dopo andremo quindi a fissare anche tutte queste parti di sughero che al momento sono ancora posticce. Vado con qualche punto di colla caldo a fissare la scatolina con le luci e l'interruttore, e poi faccio passare il filo in modo che non sia poi visibile una volta che l'oggetto è finito. Un sistema di luci abbastanza importante, una buona quantità delle mie 20 lucine, le ho un po' arrotolate su loro stesse e le ho incollate sotto il tetto della capanna. Poi le faccio passare lì dietro, quel puntino luminoso per terra dovrà essere una specie di fuoco, e le altre luci le installerò prevalentemente dietro l'arco di quella specie di cupola che ho realizzato prima, e vedete, così in modo che illuminino ma non siano visibili. Una volta che sono soddisfatto delle luci, prendo queste specie di perline
che lo trovate tipo dai cinesi, e dopo aver colorato di nero la zona intorno a quelle lucette vado con la colla a caldo a attaccare queste perline che sono un po' rosse brillantine e ricordano un po' le braci. Poi vado di Vinavil e polveri, varie polveri diverse, a differenziare un po' le aree. Vedete, lì ci metto delle specie di pagliuzze che ho ottenuto tagliando dell'erba, molto banalmente, in maniera molto fine, e lì vado a installare degli alberelli. Questi alberelli li ho fatti con la Teloxys, trovate dei video dedicati sul mio canale dove spiego come lavorare appunto la Teloxys per ottenere alberelli simili, anche un po' più grandi. Poi lì per terra e dietro la capanna vado a mettere dell'altra pagliuzza, che è un'erbetta finta verde che dovrà dare appunto l'effetto del prato o del pascolo. E poi vado con la colla a caldo a attaccare dei ciuffetti di muschio e altre foglioline un po' in qua e in là, così. Bene, e anche questo progetto è concluso. Abbiamo terminato questo piccolo e semplice presepe di cartone. Era giusto un po' per riprendere in mano le tecniche e darci un po' di slancio in vista di questo autunno. Detto ciò, vedete, si accendono e si spengono le luci. Ne approfitto per fare gli auguri alla Martina e a Marco, due miei amici che hanno appena figliato. Benvenuta Ludovica. Mentre invece noi qua sul canale ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!